Io quel pomeriggio, il venerdì pomeriggio, sono stata appunto contattata dalla dottoressa Russo che mi aveva detto: Assessore, abbiamo il primo caso di coronavirus, e quindi mi sono precipitata a Padova dove è iniziata subito la task force. Il ricordo di quel venerdì pomeriggio 21 febbraio 2020 è stampato bene nella mente dell'assessore regionale Lanzarin come un punto di non ritorno, la vita prima e dopo il Covid. Ad un anno di distanza, con la campagna di vaccinazione iniziata da quasi 2 mesi, è tempo di un primo bilancio per il Veneto. Un anno difficile, un anno molto doloroso per le tante perdite, per i tanti momenti anche difficili, però credo un anno in cui il sistema Veneto ha saputo ben reagire. Un anno in trincea, ma il sistema comunità è retto con i sindaci e le associazioni di volontariato che hanno sempre dimostrato unità. Questa è la lezione che dobbiamo trarre dalla pandemia, dice l'assessore. Ci sono stati molti momenti difficili, la seconda parte, quindi la parte di ottobre, novembre, dicembre, insomma quando il Veneto è stato travolto, cosa che non era successa nella prima parte, sono stati molto duri in trincea. Però oggi dire cosa non si poteva fare, probabilmente molte cose col senno di poi si potevano fare in modo diverso, però quando capitano queste cose credo che si affrontano senza sapere, senza conoscere, e tutti abbiamo cercato di fare del nostro meglio, accaparrandoci mascherine, respiratori, cercando di fare appunto ordinanze che cercavano di dare indicazioni precise alla popolazione. Quindi io credo insomma che alla fine si è fatto molto, si poteva fare di più sicuramente, però solo provando si può vedere cosa si può fare.